Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge Scout. Ha rinnovato le promesse scout dinanzi all'assistente regionale, benché l'incontro con questa esperienza fosse già avvenuto nel passato. Don Enrico Bacigalupo ha assunto l'incarico di assistente ecclesiale del Masci Tigullio in occasione della celebrazione dell'11° compleanno del gruppo. Un momento di gioia per tutto il sodalizio che si è radunato nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. Don Enrico è la ventata di novità più potente forse che è arrivata nel nostro gruppo. E lui era già stato scout, quindi non ha bisogno di avere nessuna imboccata per sapere cosa significa fare vita scout, e soprattutto, come diceva stasera nella predica, c'è sempre stata la parola magica nella sua vita che ha rubato un po' dallo scoutismo, che è servizio, e quindi è detto tutto, detto servizio, è detto tutto. L'esperienza scout è il legame che unisce tutti i componenti del gruppo Masci, che ogni anno rinnovano questo incontro aperto dalla preghiera e dal ringraziamento al Signore e proseguito con la cena e un gesto di solidarietà. È un'esperienza che continua, un'esperienza sicuramente emozionante e anche entusiasmante, perché non è mai la stessa, si cambiano un po', cambiano le persone, cambiano le situazioni. Adesso questo nostro compleanno l'abbiamo legato anche al progetto Gemma, per cui raccogliamo i fondi dopo il nostro consueto minestrone, quindi siamo ancora più contenti che abbia avuto un esito così interessante.